Buongiorno Sindaco Bortolato. Ripercorriamo velocemente il suo impegno in politica, da presidente di quartiere di Zermano a consigliere comunale, da assessore a sindaco. Da quanti anni è impegnato nella gestione amministrativa di Mogliano Veneto? Da quasi 20 anni ho l'onore, insomma, il piacere di occuparmi dell'amministrazione del bene di Mogliano Veneto. È una passione che arriva da lontano e che è passata prima nel quartiere di Zermano, dove ho fatto il vicepresidente e poi il presidente, e poi sono entrato in consiglio comunale, prima come assessore. Seguivo all'epoca dal 2009 al 2014 i lavori pubblici, l'ambiente, la mobilità, la viabilità. Poi ho fatto 5 anni da consigliere in opposizione e adesso 5 anni da sindaco, un'esperienza bellissima, occuparsi della città in cui si vive, della città in cui si fanno crescere i propri figli, è una cosa bella che mi appassiona e che faccio con il cuore. I 5 anni del suo mandato come sindaco sono stati difficili per la pandemia e le crisi internazionali. Qual è il momento più complicato e che lo ha impegnato maggiormente alla guida di una istituzione come il Comune a livello emotivo? Beh, sicuramente il periodo della pandemia è stato il periodo dal punto di vista emotivo più intenso. Noi siamo stati eletti nel 2019, abbiamo fatto 6 mesi di normalità, poi è arrivata la pandemia, questa cosa che ha stravolto le vite di tutti. Lo ricordo, c'era il lockdown, il coprifuoco, eravamo chiusi in casa e qui in comune dovevamo organizzare la distribuzione dei viveri per chi non poteva spostarsi, delle mascherine. Eravamo lì all'ordine del giorno a controllare anche una specie di bollettino di guerra che ci arrivava con i colpiti dal virus, i morti, i moglianesi. È stato veramente un periodo intenso. Lì ci siamo forgiati come sindaco, come amministrazione, ne siamo usciti prendendo tra l'altro anche delle decisioni importanti e sempre straordinarie. Lo ricordo, quell'anno abbiamo fatto molteplici variazioni di bilancio proprio perché abbiamo dovuto cambiare completamente il modo di amministrare una città. Sono stati 2 anni all'insegna dell'emergenza, poi finalmente la normalità pian piano, e poi è arrivata anche la guerra in Ucraina che ha messo in crisi anche i comuni questa volta, perché le spese dell'energia che sono schizzate, che hanno messo in difficoltà i bilanci, e poi l'aumento dei prezzi delle opere pubbliche. Ciò nonostante nessuna opera pubblica si è fermata, siamo riusciti a coprire gli aumenti e siamo arrivati insomma ad ottenere importanti risultati per la città. Quali sono stati gli obiettivi raggiunti in questo mandato e quali hanno invece subito un rinvio? Sono stati molteplici gli obiettivi raggiunti. In questi giorni è in distribuzione nelle case dei moglianesi questo libricino dove abbiamo riassunto un po' la relazione di fine mandato. Abbiamo messo all'interno di queste pagine tutti i risultati importanti. Il primo, quello che ci ha permesso di fare tutto, è stato il mettere in sicurezza il nostro bilancio, perché abbiamo subito fatto un'azione con la banca e abbiamo eliminato quello che era il mutuo con il derivato all'interno, che avrebbe messo in gravissima difficoltà il comune, ci avrebbe mandato in default. Il comune non era più in grado di pagare queste rate che crescevano in maniera esponenziale. Siamo riusciti a ricontrattare il mutuo, abbiamo abbassato l'indebitamento del comune del 42%, pensate il 27% di indebitamento in meno per ogni cittadino moglianese. Questo ci ha permesso poi di fare tutto quello che abbiamo fatto. Abbiamo intercettato 8,6 milioni di euro di fondi PNRR. Anche qui qualcuno dice: ma Bortolato è stato fortunato, ha portato a casa tanti soldi dal PNRR. Non è semplice portare a casa i soldi del PNRR, bisognava avere i progetti pronti, bisognava preparare le carte, tant'è che tanti comuni e noi limitrofi non hanno portato a casa un euro. Noi ben 8,6 milioni di euro per opere pubbliche e digitalizzazione dell'ente. Abbiamo le numerose opere realizzate, più di 5 chilometri di piste ciclabili, abbiamo aumentato il verde in città, abbiamo quasi
470.000 metri quadri di verde, l'abbiamo aumentato di 30.000 metri quadri, abbiamo piantato tantissimi alberi, abbiamo aumentato la spesa del sociale del 16%, nessuno è rimasto indietro a Mogliano in questi anni. È stato fatto un grande lavoro anche nella sicurezza, abbiamo investito più di 800.000 euro in videosorveglianza, abbiamo coperto praticamente tutta la città, abbiamo avviato il controllo di vicinato, abbiamo fatto partire importanti progetti che vedremo anche realizzati nel futuro, come ad esempio la cittadella della sicurezza e tantissime altre cose che troverete all'interno di questo libretto. Ancora insieme per Mogliano è lo slogan con cui ha lanciato la sua candidatura per un secondo mandato, forte dell'appoggio di 7 liste. Quali sono i punti più qualificanti del programma elettorale con cui chiede la fiducia ai moglianesi? È un orgoglio avere l'appoggio di così tante liste. Qui a Mogliano vediamo un centrodestra unito, insomma significa che abbiamo fatto bene in questi 5 anni e c'è questa fiducia rinnovata nei miei confronti, insomma nella mia squadra. Abbiamo preparato un programma frutto dell'ascolto fatto in questi 5 anni, centinaia di incontri fatti dal sottoscritto, dagli assessori, dai consiglieri, centinaia di appuntamenti. Abbiamo insomma riassunto nel programma queste tante richieste, questi tanti suggerimenti dei cittadini e questo è lo schema del programma che poi distribuiremo naturalmente a tutti i cittadini. Abbiamo importanti iniziative a partire dall'importante riconoscimento che abbiamo avuto come Mogliano Città Europea dello Sport 2025, quindi organizzeremo degli eventi e una programmazione puntuale per il 2025 per quanto riguarda lo sport. Abbiamo in mente importanti investimenti per lo sport, quindi una nuova pista di atletica che va assolutamente rifatta, una piscina scoperta. Abbiamo in mente anche per quanto riguarda la cultura di continuare, di dare garanzia di eventi di qualità dal punto di vista delle mostre al Brolo, ma anche rinnovare il premio Berto, ma anche continuare a mantenere viva la città. In questi anni molti mi dicono che la città è tornata a vivere, Mogliano attrae e dietro c'è un importante lavoro che vogliamo continuare a fare, cioè creare eventi che attirano gente in città anche per creare volano alle attività produttive e vogliamo anche investire sulla cultura, quindi con una nuova biblioteca in centro città. Vogliamo naturalmente entro il 2026 portare a termine quella che è la cittadella della sicurezza con la nuova sede per la polizia locale intercomunale e la nuova sede per la protezione civile. Vogliamo completare il grande piano di videosorveglianza che abbiamo avviato, andando a coprire le 3 frazioni che mancano, quindi Monisiolo, Zerman e Campocroce. Poi altri importanti investimenti per il verde, insomma vogliamo mantenere un elevato standard di qualità dei nostri parchi, questa preziosissima risorsa che abbiamo che serve anche a creare socialità per i moglianesi. E vogliamo, per quanto riguarda la mobilità, istituire una nuova linea che colleghi la parte est con la parte ovest del nostro territorio, quindi una linea da Casale sul Silo fino a Zero Branco che passi per la stazione di Mogliano proprio per andare a servire anche l'area SPZ, la nostra zona industriale che oggi è sprovvista di collegamenti pubblici. Vogliamo continuare nelle costruzione di piste ciclabili, ricordo abbiamo anche già finanziato la pista ciclabile a Zerman che collega il cimitero a Via Malombra alla chiesa, la pista ciclabile che collegherà le 2 località, Mazzocco con i Torni e la risoluzione del nodo del Postiglione. Abbiamo realizzato questa bellissima pista ciclabile sul Terraglio, però mancano quegli ultimi 50 metri diciamo che stanno a cavallo tra le 2 province e i 2 comuni. Vogliamo assolutamente risolvere anche questo nodo. Per il sociale assolutamente non vogliamo lasciare nessuno indietro, continuare il nostro impegno, più 16% nell'ultimo quinquennio rispetto al quinquennio precedente di soldi investiti per il sociale, vogliamo continuare su questa strada. E vogliamo redare il PEBA, che è il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. È un piano delle opere pubbliche, ma che riguarda soprattutto il sociale, quindi i più deboli, chi vuole muoversi in città e non può farlo per i tanti ostacoli, per le tante barriere che ci sono. Per quanto riguarda la scuola vogliamo continuare con il bellissimo progetto Mediazione,
proprio rivolto al disagio giovanile, ai più giovani. Sappiamo quanto oggi ce ne sia bisogno. Vogliamo continuare con bellissimi progetti di educazione ambientale nelle scuole, di educazione stradale, di educazione anche all'attività fisica e alla buona alimentazione. Poi per quanto riguarda l'urbanistica vogliamo continuare nel nostro impegno nel ridurre e eliminare completamente i buchi neri che ci sono in città. Ne abbiamo eliminati tanti in questi anni, lo ricordo, l'ex Essicatoio, l'ex Nigi, la buca dei torni, e ci si aspettano altre nuove sfide, ad esempio l'ex zona Apomont vicino alla stazione, ma anche l'ex Veneland a Marocco. E poi un'ultima cosa, un'ultima curiosità, vogliamo istituire un assessorato all'agricoltura che manca qui a Mogliano. È un settore spesso dimenticato, ma non dobbiamo dimenticare da dove arriviamo, e quindi vogliamo ritrovare quegli importanti elementi che una volta ci caratterizzavano, quindi i nostri prodotti locali, a partire dall'antica pesca di Mogliano che vogliamo recuperare.